Oh, buonasera a tutti, questi TV, siamo Ginocchi Sozzilleri di Carletta e di Renato, che veste Francesco Migliori, fiorentino, che è venuto come stimbizzi, è venuto a lavorare, è appassionato di tanto travaglio, ma pure esperto, specialmente del lavoro agricolo, tipo viticoltura, puttare, eccetera, eccetera. Comunque, però lo dimandiamo in raíce. Allora, Francesco, come sei capitato a Biti? Sono capitato qua perché ho degli amici che abitano qui, c'è una ragazza che adesso è sposata, ha famiglia e tutto, che però studiava a Firenze e quindi circa quasi 30 anni fa l'ho conosciuta, è nata una buona amicizia, veramente ottima. Poi lei è venuta a fine anni 90, verso il 2000-2001, è tornata qua a Biti, si è fatta la famiglia, suo marito, con i figli e tutto, però questa amicizia fra di noi è sempre rimasta. E quindi io circa un annetto fa ero stanco di stare un po' in Toscana, perché qua sicuramente si vive molto meglio. Non che in Toscana si stia male, però c'è troppe problematiche legate alla città, all'urbanizzazione, a tutto quello che comunque non è certo un quieto vivere. E allora mi si è presa questa idea, ho detto sentiamo Antonietta se attraverso di lei, perché poi poter fare un trasloco così su due piedi, considerando che questa è un'isola, fra l'altro molto bella, e quindi mi sono appoggiato a lei per cercare qui in paese una piccola casa, un affitto, qualche cosa per potermi trasferire. Sono molto contento della scelta che ho fatto, delle persone che ho incontrato che comunque non avevo dubbi per quello che potevate essere in quanto a ospitalità e tutto. E però anche da parte mia è una sfida poterci rimanere. Mi sono dato un po' un tempo, come dire, un anno sabbatico, un po' di più, però la mia intenzione è di rimanere qui con voi. Poi sarà la provvidenza e Dio provvederà, è quello che... Però spero di cuore di poter rimanere in Sardegna e sono contento oggi dell'esperienza che ho fatto e che sto facendo con voi e quindi vediamo un po' se magari nelle mie buone intenzioni e con il vostro aiuto è possibile rimanere. Ecco, tu sei esperto di potatura, Sì, specialmente mi di occupo vigne. prevalentemente di vigneti perché ho lavorato per più di 15 anni nel cuore del Chianti Classico, dove ci sono anche delle aziende molto blasonate, famose, e quindi all'interno di questa azienda facevamo tutto biologicamente, dalla potatura a tutte le mansioni, usando il meno possibile, diciamo, i macchinari, ma imparando il lavoro facendolo tutto a mano. E quindi ho una discreta esperienza, in modo particolare sulle vigne, però magari posso fare anche potatore di ulivi, le piante da frutto, insomma vediamo, ecco. Però prevalentemente sono specializzato nei vigneti. Ecco, qui però le vigne sono diverse, cioè hanno dei tipi di vigneti. Sì, diciamo voi avete degli ottimi cloni autoctoni vostri, infatti ci sono delle vigne qua in Sardegna che... Su Cannonau, eccetera, eccetera. Però la modalità della lavorazione, al di là dell'uva che sia diversa, praticamente è la solita. Cioè, pianta, diciamo, nella vinificazione, nella potatura e tutto quello che comporta la filiera per portare il frutto a maturazione, anche se con uve di categorie e di qualità diverse, ma la lavorazione primordiale rimane sempre la stessa, quindi cambia poco, insomma. Ecco, ricordo mio padre che contava gli occhi. Infatti, Ecco, gli occhi diciamo, del... generalmente gli occhi se ne lasciano, nella potatura normale si lascia 2 occhi, considerando quello della corona che è quello di riserva, perché la natura è una cosa perfetta e quindi ce n'è eventualmente anche uno di riserva,
generalmente se ne lascia due, però qualitativamente nelle zone della Toscana dove viene fatto il Brunello, comunque conosciuto in tutto il mondo, addirittura loro ne lasciano uno. Poi insomma sono cose comunque giuste e ognuno nella sua disponibilità e nella sua esperienza poi fa come meglio crede, però in ambedue i casi sono le cose che vanno bene, insomma, poi uno fa come meglio crede. Ecco, adesso stai lavorando nel sughero, stai lavorando. Adesso sto lavorando nel sughero perché ero un po' momentaneamente fermo e quindi anche io ho bisogno di lavorare perché come tutti abbiamo delle spese e sto facendo questa esperienza molto faticosa, però anche molto bella per i posti, per i boschi, per le persone stesse, che comunque dove ci troviamo tutte le mattine alle 5, come dire, gomito a gomito, però tutti per uno per tutti, e quindi insomma ho conosciuto delle belle persone. Ma lì ci sono le formiche con chiruia. Le formiche a me non mi fanno niente, o comunque. E anche lì comunque bisogna avere maestria. Ma per poterlo estrarre sì, perché comunque gli estrattori hanno esperienza ed è un lavoro anche bello perché l'hanno fatto tutto a E lo stai mano. imparando a fare Ma l'estrattore. qualcosa ho fatto, però diciamo non ho l'esperienza quindi nella tempistica, perché poi ci sono, come ben sapete, i canatori, coloro che lo portano via, giustamente non possono aspettare più di tanto. E quindi io un po' lo so fare, però fra la manualità e l'esperienza di saperlo fare, io nella tempistica sono un po' più lento, quindi preferisco portarlo via, perlomeno per il momento, poi vediamo. Sì, È un perché- lavoro che lo devo imparare, non ho la maestria di chi lo fa da 30 anni. Questo perché in Toscana le sughero non ci sono, ce l'abbiamo ma solo in un piccolo lembo di territorio che è praticamente da Marina di Grosseto in giù verso Calamone e Capalbio. Là ci sono delle sughere, ma è un cinquantesimo rispetto a quello che avete qua, perché la vegetazione è abbastanza diversa. E quindi stavi dicendo che insomma qui alla fine No, io la mi trovo vita bene, è insomma, io mi ricordo un mio amico, adesso purtroppo non c'è più perché vabbè era di un'età superiore alla mia, che mi diceva che era stato a Torino Ah. e lui ragionava in questo modo. Siccome lì a Torino si alzava la mattina presto, andava a lavorare, poi tornava con il Sì. treno tardi, mangiava, si metteva a letto, il domani partiva, lui faceva questo ragionamento. Io quegli anni non li ho vissuti, li ho cancellati sì, perché e ho ricominciato a vivere quando sono rientrato. la qualità della vita qua da voi è meglio in Toscana perché avete mantenuto la quotidianità di vivere. Poi si fa tutto quello che è necessario fare, si lavora, si fatica, però la cadenza, e questo l'abbiamo anche noi perso in Toscana, non totalmente ma in gran parte lo stiamo perdendo, perché invece qua ancora voi mantenete le stesse cadenze che se io devo tornare in Toscana bisogna faccia un salto di 40-50 anni fa indietro per ritrovare la stessa cadenza che ancora qua da voi c'è, Beh. cosa che qui da voi neanche sì. più sulla costa c'è, perché qui siamo in Barbagia, quindi Barbagia, non cioè, è- nella non è- Barbagia di Bitti. non è una Sardegna costiera, è diversa. Però la cadenza del quotidiano ancora qua su regge, sta cambiando anche qua su. Anche qua c'è. qui, certo. In altri posti è quasi sparita. Io Adesso, perlomeno, sinceramente, ecco, questo è un po' il mio pensiero, che forse non si distacca tanto dalla verità, è una mezza verità, perché venga di fuori ma le cose le vedo e le sento, insomma cerco di vivere il quotidiano come voi e sono contento di stare qua su. insomma. poi del resto con gli Etruschi siamo un po' parenti perché si noi dice siamo che vicini, nel periodo stiamo nuragico insomma c'era una certa scambio con gli Etruschi, addirittura
famiglie sarde che si erano trasferite lì in Etruria, c'è tutta una storia dei re e così Storicamente via. siamo cugini e siamo sempre andati d'accordo. Rispetto per dire ad altre regioni che ci potrebbe essere stato qualche screzio a livello storico, ma fra la Toscana e la Sardegna è sempre stato molto unito, anche nelle epoche passate e lontane. E quindi sono contento. Poi vediamo, Dio vede e provvede, si dice, vediamo. Va Importante bene, che ci dia un po' di salute per stare con voi e chi vivrà vedrà. va bene Francesco, quindi benvenuto a questo Grazie, paese, Grazie siamo a voi, accoglienti e insomma siamo sempre contenti quando qualcuno Sì. anche gradisce, aggradescete diciamo in sardo. Un'ospitalità quasi esemplare. Adesso ti conviene imparare anche un po' di vitese. Vediamo. Qualcosa ci sto provando, ma il vostro non è un dialetto, è una lingua. È una lingua È un completa. po' diverso. Certo. Comunque, sono contento di stare qua e grazie di tutto. Va bene. A mensul vedere vestiti bubo, saluto io, saluto a Francesco, Grazie. adios e a Sattera intervista inveniente.